Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Un grande dono del Concilio Vaticano II è stato quello di aver recuperato una visione di Chiesa fondata sulla comunione e di aver ricompreso anche il principio dell'autorità e della gerarchia in tale prospettiva. Questo ci ha aiutato a capire meglio che tutti i cristiani, in quanto battezzati, hanno uguale dignità davanti al Signore e sono accomunati dalla stessa vocazione che è quella alla santità. Ora ci domandiamo: in che cosa consiste questa vocazione universale ad essere santi e come possiamo realizzarla? Innanzitutto dobbiamo avere ben presente che la santità non è qualcosa che ci procuriamo noi, che otteniamo noi con le nostre qualità e le nostre capacità. La santità è un dono, è il dono che ci fa il Signore Gesù quando ci prende con sé e ci riveste di se stesso, ci rende come Lui. Nella lettera agli Efesini l'Apostolo Paolo afferma che Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei, per renderla santa. Ecco davvero la santità è il volto più bello della Chiesa, il volto più bello. È riscoprirsi in comunione con Dio, nella pienezza della sua vita e del suo amore. Si capisce allora che la santità non è una prerogativa soltanto di alcuni. La santità è un dono che viene offerto a tutti, nessuno escluso, per cui costituisce il carattere distintivo di ogni cristiano. Tutto questo ci fa comprendere che per essere santi non bisogna per forza essere vescovi, preti o religiosi, no. Tutti siamo chiamati a diventare santi. Tante volte poi siamo tentati di pensare che la santità sia riservata soltanto a coloro che hanno la possibilità di staccarsi dalle faccende ordinarie per dedicarsi esclusivamente alla preghiera. Ma non è così. Qualcuno pensa che la santità è chiudere gli occhi e faccia di immaginetta, tutta così. No, non è quella la santità. La santità è qualcosa più grande, più profonda che ci dà Dio. Anzi, è proprio vivendo con amore e offrendo la propria testimonianza cristiana nelle occupazioni di ogni giorno che siano chiamati a diventare santi. E ciascuno nelle condizioni e nello stato di vita in cui si trova. Ma tu sei consacrato, consacrata? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione e il tuo ministero. Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura del tuo marito e della tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un battezzato non sposato? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro e offrendo del tempo al servizio dei fratelli. Ma padre, io lavoro in una fabbrica, io lavoro da ragioniere, sempre con i numeri,
ma lì non si può essere santo. Sì, si può. Lì dove tu lavori, tu puoi diventare santo. Dio ti dà la grazia di diventare santo. Dio si comunica con te. Sempre, in ogni posto si può diventare santo. Cioè aprirsi a questa grazia che ci lavora dentro e ci porta alla santità. Sei genitore o nonno, sii santo insegnando con passione ai figli o ai nipoti a conoscere e a seguire Gesù. E ci vuole tanta pazienza per questo, per essere un buon genitore, un buon nonno, una buona madre, una buona nonna, ci vuole tanta pazienza. E in questa pazienza viene la santità, esercitando la pazienza. Sei catechista, educatore o volontario, sii santo diventando segno visibile dell'amore di Dio e della sua presenza accanto a noi. Ecco, ogni stato di vita porta alla santità, sempre, a casa tua, sulla strada, nel lavoro, in chiesa. In quel momento e con lo stato di vita che tu hai è stata aperta la strada verso la santità. Non scoraggiatevi di andare su questa strada, è proprio Dio che ti dà la grazia. E questo è l'unico che chiede il Signore, è che noi siamo in comunione con Lui e al servizio dei fratelli. A questo punto ciascuno di noi può fare un po' di esame di coscienza. E adesso possiamo farlo, ognuno si risponde a se stesso dentro, in silenzio. Come abbiamo risposto finora alla chiamata del Signore alla santità? Ma ho voglia di diventare un po' migliore, di essere più cristiano, più cristiana. E questa è la strada della santità. Quando il Signore ci invita a diventare santi, non ci chiama a qualcosa di pesante, di triste, tutt'altro, è l'invito a condividere la sua gioia, a vivere e a offrire con gioia ogni momento della nostra vita, facendo diventare allo stesso tempo un dono di amore per le persone che ci stanno accanto. Se comprendiamo questo, tutto cambia e acquista un significato nuovo, un significato bello, un significato a cominciare dalle piccole cose di ogni giorno. Un esempio, una signora va al mercato a fare le spese e trova un'altra vicina, incominciano a parlare e poi vengono le chiacchiere. E questa signora dice no, io non sparlerò di nessuno. Quello è un passo alla santità. Questo ti aiuta a diventare più santo. Poi a casa tua il figlio ti chiede di parlare un po' delle sue cose fantasiose, sono tanto stanco, ho lavorato tanto oggi, ma tu accomodati e ascolta tuo figlio che ha bisogno e tu ti accomodi, lo ascolti con pazienza. Questo è un passo alla santità. Poi finisce la giornata, siamo stanchi tutti, ma la preghiera, facciamo la preghiera, quello è un passo alla santità. Poi arriva la domenica, andiamo alla messa a fare la comunione, dalle volte una bella confessione che ci pulisca un po', questo è un passo alla santità. Poi la Madonna, tanto buona, tanto bella, prendo il rosario e la prego, questo è un passo alla santità. E tanti passi alla santità, piccolini. Poi vado per strada, vedo un povero, un bisognoso, mi fermo, gli domando, gli do qualcosa, è un passo alla santità. Piccole cose sono piccoli passi verso la santità. Ogni passo verso la santità ci renderà delle persone migliori, libere dall'egoismo e dalla chiusura in se stesse e aperte ai fratelli e alle loro necessità.
Cari amici, nella prima lettera di San Pietro ci viene rivolta questa esortazione. Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ecco l'invito alla santità. Accogliamolo con gioia e sosteniamoci gli uni agli altri, perché il cammino verso la santità non si percorre da soli, No. Ognuno per conto proprio non può farlo, ma si percorre insieme, in quell'unico corpo che è la Chiesa, amata e resa santa dal Signore Gesù Cristo. Andiamo avanti con coraggio in questa strada della santità. Grazie.